Le spiagge e i prezzi abbordabili hanno trasformato l'Albania in una meta gettonatissima per le vacanze. La centrale nucleare di Krško, a 130 km da Trieste, la più importante fonte d'energia della Slovenia. Andrei Kurkov, il romanziere che racconta le identità dell'Ucraina travolta dalla guerra. Il lavoro del compositore Livio Minafra, dedicato ai bambini vittime della guerra in Bosnia. Sta uscendo nelle sale italiane Illyricum, primo film in costume che racconta gli antichi Illiri. Prima volta in Albania, ma certamente non l'ultima, aggiunge uno dei tanti turisti che in una mattina d'autunno stanno visitando Tirana e sotto lo sguardo vigile della statua del condottiero passeggiano per piazza Skanderbeg verso il Museo Storico Nazionale o il bunker antiatomico degli anni del regime di Hoxha. Interessante, emozionante, adorabile, bellissima. L'Albania piace ai turisti che da qualche tempo accorrono numerosi, un trend in crescita che quest'anno nel solo mese d'agosto ha fatto contare 2 milioni di turisti stranieri, 300.000 in più dell'agosto dello scorso anno. Dall'inizio dell'anno alla fine di agosto sono arrivati in Albania 7.200.000 visitatori stranieri, ma attratti da cosa? Farsi comunque ancora del mare a ottobre, fine settembre, inizio ottobre, stare al caldo e visitare posti nuovi. Più che altro curiosità per una città, per un paese, insomma, che si conosce poco. Sono arrivato ieri sera e non ho visto ancora granché. Prima impressione? Beh no, per il momento piacevole. Yes, definitely yes. In tanti ripartono con la voglia di tornare, come questa turista tedesca che vuole ancora visitare Scutari, come altri posti di Tirana e il sud dell'Albania. So yes, coming back. Improvvisamente l'Albania è diventata una meta molto ambita, ma da tutti i tipi di turisti, da quelli che fanno il viaggio organizzato ai giovani che preferiscono lo zaino in spalla. È vero che l'Albania è stata al centro dell'attenzione anche in Italia e un po' dappertutto come una destinazione nuova, ma noi vogliamo lavorare sull'oggettivo della qualità, non della quantità. Si punta sulle infrastrutture, potenziando il sistema aeroportuale e favorendo gli investimenti nel settore agrituristico e ricettivo di qualità. È evidente che vogliamo trarre delle lezioni dai sbagli che hanno fatto altri paesi. Non è una ricetta facile da applicare, per noi è importante il fatto che tanti turisti sono arrivati e siamo già al 30% di più dell'anno scorso per lo stesso periodo, ma quest'anno è piuttosto importante perché dà un'immagine realistica dell'Albania. Tutto quello che si dice sull'Albania come una nuova destinazione turistica è infatti un'informazione che è stata diffusa dai turisti stessi. Ci risulta che sono i migliori ambasciatori dell'Albania. Turismo e ambiente fanno capo allo stesso ministero. Quanto è importante tutelare il secondo perché il primo possa svilupparsi? Se abbiamo il turismo, che per noi è un settore molto importante, e l'ambiente insieme, è come un check and balance, nel senso che possiamo controllare bene lo sviluppo sostenibile del turismo e difendere l'ambiente. Ma dall'altra parte è importante anche perché in Albania l'ambiente non è soltanto un settore, è anche un'attrazione turistica importante, perché l'Albania ha delle aree protette che sono anche loro parte dell'ambiente, ma che sono nello stesso tempo un'attrazione turistica importante. Il numero di turisti è consistente. In giro per Tirana dai maxischermi si pubblicizzano e in inglese app per gli smartphone dei visitatori stranieri. È solo un ulteriore indizio dell'importanza della voce turismo. Le aspettative economiche per il 2023, sono dati diffusi da Bruxelles, vedono la crescita economica albanese intorno al 3,5%. Il rallentamento della domanda di consumo è bilanciato da un'elevata domanda turistica.
La centrale nucleare di Krško in Slovenia, un impianto che ha consentito all'economia della a noi vicina Repubblica di superare indenni i saliscendi dei prezzi del gas durante la crisi energetica. Una centrale atomica che si trova a 130 km in linea d'aria da Trieste. Proprietari, in parti uguali, sono la Slovenia e la Croazia. Krško nel 2022 ha fornito circa un quarto di tutta l'energia elettrica consumata in Slovenia e un quinto di quella croata. Giovedì scorso, 5 ottobre, i tecnici della sala operativa hanno segnalato una perdita nel sistema primario all'interno della camera di contenimento e subito sono iniziate le procedure per lo spegnimento del reattore e per la riparazione del guasto. Il cuore della centrale è il reattore ad acqua pressurizzata costruito dalla Westinghouse. Il giorno prima, mercoledì, le telecamere di Est-Ovest sono entrate nella centrale, dove a riceverci è stato il direttore Gorazd Pfeiffer. L'ingegnere, nelle risposte, sottolineava costantemente l'attenzione che gli operatori della centrale dedicano alla sicurezza. Qui lavorano circa 660 persone, moltissimi sono laureati e molti hanno finito le scuole tecniche. Posso dire che un operatore per lavorare in modo autonomo nella sala controllo deve prima superare un addestramento di almeno 3 anni. Non ha importanza se è un ingegnere, un fisico o un chimico. L'aggiornamento professionale continua poi durante tutta la carriera, ma come detto, prima di lavorare nella sala controllo in modo autonomo, deve avere alle spalle 3 anni di addestramento. Per motivi di sicurezza, le regole sono estremamente severe. Con la nostra telecamera non siamo potuti entrare nella vera sala controllo, ma solo in una sala assolutamente uguale a quella operativa in cui si svolge l'addestramento dei tecnici. La sicurezza nella centrale è una priorità assoluta. Il cuore della centrale, il reattore, il sistema delle turbine, il raffreddamento è completamente staccato dal web. In queste aree è proibito entrare con dispositivi che si possono collegare ad internet. In tutti gli impianti dominano ancora sistemi analogici e meccanici di controllo. La cupola della centrale potrebbe resistere anche all'impatto di un aereo o a un terremoto. La sicurezza è determinante anche nella selezione del personale. Si tratta di persone originarie di questi luoghi, studenti delle università di Maribor o Lubiana, che poi ritornano a casa. Donne e uomini che hanno un atteggiamento responsabile nei confronti dei loro affetti, della loro comunità e quindi anche nei confronti di tutto il mondo esterno. In Slovenia sta prendendo forma la decisione per costruire un secondo reattore a Krško. Pfeiffer precisa che la decisione spetta alla politica. Da tecnico è però convinto che la soluzione migliore sarebbe comunque un reattore ad acqua pressurizzata simile a quello già esistente. Per Pfeiffer la centrale nucleare è necessaria per dare stabilità ad un sistema energetico in cui saranno sempre più presenti il solare e l'eolico. La nostra centrale garantisce una quantità certa di energia costantemente nel tempo. Diamo stabilità al sistema. In qualsiasi condizione meteo abbiamo prodotto 700 megawatt di energia. L'attuale reattore dovrebbe operare almeno fino al 2043. Recentemente è stato costruito un deposito asciutto per combustibile esausto per le barre d'uranio già in parte raffreddate in acqua. Alla costruzione ha partecipato anche l'Ansaldo. Il gruppo italiano è coinvolto anche nei progetti per la costruzione di un impianto per la desalinizzazione e la depurazione dell'acqua usata nei circuiti primari e secondari del reattore. Un romanzo per raccontare la realtà di un paese dilaniato dalla guerra, ma dove rimangono anche squarci d'umanità. È Api Grigie, l'ultimo libro del più conosciuto scrittore ucraino contemporaneo, Andrei Kurkov, presentato pochi giorni fa nell'ambito di Pordenone Legge, la festa del libro con gli autori. «Серые пчелы» – это один из моих наиболее реалистических романов. Api Grigie è il romanzo più realistico tra quelli che ho scritto finora, anche se contiene in sé elementi surreali, perché la guerra è una surrealtà.
inserita nella vita di tutti i giorni. Direi che è una storia molto umana, che racconta di un uomo che si è ritrovato alla guerra in casa senza che lui volesse. Né солдатами, né политическими активистами. Un conflitto, quello che ha infiammato il Donbass prima e poi si è esteso a tutta l'Ucraina, che sta dilaniando un paese dalle identità multiple e contese. Мне кажется, что итальянцам очень важно понимать. Dovete capire che russi e ucraini sono due popoli diversi e ben distinti, con mentalità molto diverse. Collettiva quella dei russi, che prediligono la stabilità dello Stato e della società, individualista invece la mentalità di noi ucraini. Siamo gelosi della nostra indipendenza e siamo pronti a rinunciare alla stabilità pur di preservare la nostra libertà. Voglio lanciare un appello a voi italiani. Leggete libri di storia sull'Ucraina per comprendere davvero cosa siano l'Ucraina e la cultura ucraina, andando al fondo dei motivi che hanno portato a questo conflitto. Perché questa guerra non si combatte solo nelle trincee scavate nel fango della steppa, spiega Kurkov. Il vero scontro dilania l'identità e la coscienza di ciascun ucraino anche attraverso l'uso della lingua. L'Ucraina è un paese multiculturale e multilinguistico, con una quindicina di lingue diverse. Anche se l'ucraino resta la lingua più diffusa, prima della guerra almeno il 40% degli abitanti parlava russo come lingua primaria. Tuttavia l'invasione ha inferto un duro colpo alla cultura russa e all'uso del russo in Ucraina. Credo che d'ora in poi saranno molti gli ucraini russofoni che si rifiuteranno di parlare ancora in russo, soprattutto le giovani generazioni. Anche se continuerò sempre a scrivere prosa in russo, so che non potrò mai più pubblicare nella mia lingua madre, in Ucraina, come facevo prima della guerra. E la colpa di tutto questo è dei russi che ci hanno invaso. Io sono etnicamente russo, parlo russo, ma mi considero politicamente e idealmente ucraino. Solo quando Putin uscirà di scena, sostiene Kurkov, l'Ucraina potrà prevalere, perché a quel punto a Mosca si scatenerà una tale lotta intestina per il potere che il paese non potrà più portare avanti una guerra d'aggressione logorante come questa. Ma quale Ucraina uscirà dal conflitto? Я мечтаю, чтобы Украина как можно быстрее стала членом Европейского Союза. In futuro me la immagino nell'Unione Europea. Vorrei che fosse governata da persone competenti e non da politici improvvisati. E soprattutto vorrei non ci fosse più la corruzione. Ma dopo la guerra l'Ucraina sarà un paese distrutto economicamente e traumatizzato psicologicamente. Al di là della tragedia delle migliaia di morti causati dal conflitto, per farvi capire fino a che punto la società ucraina è piegata, basti dire che negli ultimi mesi è esploso il numero dei divorzi in tutto il paese, mentre è crollato quello dei matrimoni. Le famiglie sono spezzate, ci vorrà almeno una generazione per tornare all'armonia di prima del 2014. Minimum одно поколение, 25 лет. Un inventore, un sognatore, un musicista che sa ascoltarsi dentro per raccontare agli altri storie che molti hanno già dimenticato o addirittura ignorano. Il conflitto in Bosnia-Herzegovina dei primi anni 90. Livio Minafra, originario di Ruvo di Puglia, aveva solo 10 anni quando vedeva in TV immagini di distruzione e morte. Gli anni passano e per il giovane Minafra la musica diventa un filtro speciale da cui passano tutte le emozioni che respira in una famiglia di artisti e quelle conservate in quella che lui stesso definisce l'ultima stanza dell'inconscio che la musica riesce ad aprire. Hai composto Sarajevo sentendo dentro cosa? Quando scrivi qualcosa, una canzone oppure nel caso mio una composizione, è sempre qualcosa di fisiologico, come quando hai la sensazione della sete o la sensazione della fame e non puoi ignorarla. Era il 2012, ero ospite dei Divanan, un gruppo bosniaco. Stando insieme la sera io chiesi anche com'è stata la guerra, come l'avete vissuta, che eravate piccoli. La notte non riuscivo a dormire. Benedetta quell'inquietudine, andai al pianoforte e scrissi questo brano che sembrava entropicamente già nato e lo chiamai Sarajevo.
Qualche tempo dopo a questa ninna nanna ho aggiunto le bombe. Ho aggiunto una parte della cordiera del pianoforte, quella dei bassi, che colpita in un certo modo come la mano simula veramente l'arrivo di una bomba. Livio Minafra insegna pianoforte jazz al Conservatorio di Bari, incide dischi, fa concerti, compone la sua musica e il ritorno a Sarajevo dopo 12 anni è stato per lui come tuffarsi in un luogo dell'anima. Quest'ultimo viaggio a Sarajevo invece cosa ti ha lasciato? Mi ha lasciato vedere questo popolo che si sta ritrovando con tutti i suoi problemi, perché sono 3 religioni. Cioè adesso loro stanno facendo i conti. Io credo che volontariamente alcuni muri non li stanno aggiustando. La musica è irrazionale, ha questa capacità di, senza le parole, senza le convenzioni, ha la capacità di smuovere dentro le emozioni più nascoste. L'ultima stanza dentro di noi, la musica riesce a muoverla, certa musica. Quando sei in Puglia, quando sei nella tuta, come guardi la Bosnia? Immagino delle autostrade ideali che nel tempo ci uniranno sempre di più, perché siamo lo stesso popolo. 11 anni fa per andare in Bosnia io avevo bisogno del passaporto. Questa volta è servita unicamente la carta d'identità. Un passo avanti per avvicinarsi. Questo è anche il segno dell'Europa. L'Europa ha tanti difetti, ma ha tanti pregi anche. L'antica Illiria nel 37 p.C., quando Ottaviano stava per conquistare il potere alla periferia dell'impero, nello spazio tra l'Adriatico e la Pannonia. Questa è l'ambientazione di Illyricum, film storico in costume firmato dal regista croato Simon Bogojevic Narat. La storia di Volsus, un giovane pastore liburno che per vendicare la sorella uccisa da una tribù nemica si aggrega a dei legionari romani che devono riscuotere le tasse dei Dalmati, Lapodi e Biviani. Ma perché un film sugli Illiri? Prima di tutto perché fino ad ora non è mai stato fatto un film storico sugli Illiri. La seconda ragione è che considero la storia antica della odierna Croazia, della Bosnia, a scendere fino all'Albania, estremamente interessante. E forse noi abitanti di questi paesi abbiamo anche diritto ad immaginare un passato che arriva fino all'antichità, come succede nel caso dei Celti, dei Germani e di altri popoli dell'Evo antico. Mi è sembrato interessante poter parlare di una identità dell'antichità che è anche nostra. Nel film all'inizio i costumi degli Illiri contrastano con la civiltà dei Romani. Poi, mano a mano che la vicenda si sviluppa, le due culture si amalgamano in una spirale di superstizione e violenza. Il film racconta anche le logiche imperiali della Roma antica, meccanismi presenti anche nella nostra attualità. Concordo con questa tesi. Il film ci ha offerto l'opportunità di parlare della nostra età antica, ovvero di come una potenza imperiale può assoggettare e assimilare le comunità minori, più deboli. Una cosa che succedeva ai tempi dei Romani, ma che purtroppo succede anche oggi. Il film è sottotitolato, gli attori parlano in latino, un latino diciamo cosmopolita che specchia la composizione eterogenea delle legioni, ed in illirico, un linguaggio che gli autori del film hanno in massima parte ricostruito, letteralmente inventato. Sulla lingua usata dalle varie nazioni degli Illiri esistono molti studi, nessuno sa però che suoni avesse questa lingua, una lingua di cui non ci sono tracce scritte se non pochissime citazioni in alcune fonti greche e romane. Illyricum non è stato pensato come un colossal, semplicemente con questo film volevamo ricostruire l'immagine di un mondo dell'antichità.
cercando di rispettare il più possibile le informazioni che gli studiosi, storici, archeologi, linguisti, potevano fornirci. Per questo sarebbe stato assolutamente non credibile far parlare gli attori in inglese, croato o qualsiasi lingua moderna. Per noi era determinante far riportare lo spettatore nel tempo in cui la storia si compie. Per questo i protagonisti parlano in un illirico ricostruito e in un latino gergale. Prispodobivo ondašnjem kontekstu u kojem mi radimo film. A rendere credibile la ricostruzione storica sono anche le scenografie realizzate da Giorgio Barullo. A produrre il film sono state le società Kinorama di Zagabria e l'italiana Sarraz Pictures, con un contributo anche della Friuli Venezia Giulia Film Commission.